Una di Picano, poi deve completare per il disimpegno il Veneto, recupera Montano, Picano con la sponda, Cerenza con il destro, con Ferrari e Montano sul pallone, stavolta va il capitano con il colpo di testa, cross in area di rigore, Ciancamerla in appoggio Campagnaro che va in verticale da Calogiuri, ancora Poloni, buono qui il dialogo nello stretto dei veneti, Poloni, azione spettacolare dei ragazzi di Walter Bedin che vanno avanti al secondo minuto del secondo tempo, parte il 9, pallone che spiove, lì il tentativo di Pizzuti e poi quello successivo di Caputo, gran risposta di Vanti, una buona palla tra le linee per Arduini, quindi Proietti che entra in area e batte col destro, vuole girarsi ancora Di Giulio, c'è Vannicelli che attacca lo spazio, Vannicelli, lancio lungo di Ettore Vanti, non riesce a intervenire Pizzuti, allora Buttini controlla in buca per il destro di Fante, chiude la partita il Veneto al sesto minuto di recupero, il destro vincente di Fante raddoppia il Veneto, è arrivato anche il triplice fischio.